realtà in giro per il mondo, quella per cui siamo qua, per cui lavoriamo, per cui sentiamo. Adesso facevo un applauso in questo senso, perché oggi decisamente non manca niente qua: banda, aria di festa, labari che sventolano, presidenti a iosa e il sindaco giovane che ha tutto un incoraggiamento a far sì che abbiamo anche il futuro in questo senso preparato, l'arma dei carabinieri che non è sempre vicina è importante, e sontaria anche altre presenti, no? Intanto alleggia anche il saluto del presidente Campagnolo, che mi sono anche al posto suo in pratica, no? Però in cambio avevo i due vicepresidenti centrali, che è Mario e Elena, che io qua da Drio. Oltre, permettetemi di citare come ospite che fa parte della Trevisani nel mondo, della storia della Trevisani nel mondo, ed è la segretaria della prima ora, Loretta Pizzato. Dunque, dopo che abbiamo Don Canuto Toso, che lei ha fatto una predica lucida e dotta, questo è quello che mi sembra io fuori, è d'accordo? E inoltre che abbiamo una benedizione che va al doppio, perché è fatta dal fondatore dei Trevisani nel mondo, il che è tutto dire. Adesso dico che mica cosa ha descritto: un monumento ai Trevisani nel mondo nella piazza Trevisani nel mondo. Non si roba da poco. Caro Cedric, il tuo nome è acrobatico, il tuo nome nessuno lo indovina, cambia nome. Hai fatto davvero centro, un abbinamento straordinario. E inoltre è stato realizzato anche un bel regalo ai tuoi compaesani all'estero. Regalo in tutti i sensi, perché ogni cosa, l'ho avuto conferma anche adesso, è stata fatta a titolo gratuito. Bravi davvero. È così che ci si sente orgogliosi di essere trevisani nel mondo, lasciatemelo dire, e complimenti. In aggiunta alla predica di Don Canuto Toso, mi diria che Papa Francesco è che soltare ripetutamente una frase che mi ha colpito: anch'io sono figlio di trevisani. No, calma, ho sbagliato. Anch'io sono figlio di emigranti. Che è come dire che noi altri siamo dei capasta, no? Per cui un orgoglio suo deve essere anche un orgoglio nostro, mi spiego? Ecco. E questa è una delle grandi occasioni in cui anche la polvere delle idee di parte che ognuno ha depositato dentro vengono spazzate via di colpo, perché i nostri animi si elevano ad una realtà più alta che unisce tutti, è la causa dell'emigrazione. Un problema sociale incardinato nelle nostre famiglie e nei nostri paesi. Ma che nuova o vecchia emigrazione? L'emigrazione è un fenomeno sempiterno che fa parte del naturale movimento dei popoli. Indovinati, suggestivi e sapienti i forti richiami a cui si ispira quest'opera, magistralmente, e sottolineo magistralmente, realizzata dall'artista Ennio Pagotto. Qui non manca niente, abbiamo un assioma di significati: il duro dell'acciaio e il granitico della roccia. Il libro lo vedrete dei racconti e della memoria. La valigia che racchiude il poco del necessario e il tanto della speranza. L'uomo forte ma con il groppo alla gola che si avvia verso un futuro, tutto da conoscere e da conquistare. Magari il giorno prima aveva detto quest'uomo o chi rappresenta: dove parto? All'ultimo momento agli amici, girando il volto perché si aveva pudore anche delle proprie emozioni, e una volta sistemati, trasferendo a casa le proprie rimesse, che hanno anche sistemato una economia nazionale dissestata. Pensavamo fosse una battaglia vinta, invece ecco anche i figli e i nipoti intraprendere la stessa strada, con chiavi di accesso più moderne, ma con dinamiche umane di sofferto distacco anche per loro, per un avvenire da affrancare, una sfida che continua. Un scenario che attraversa la storia e che inevitabilmente fa pensare a quanto siano dure le 7 croste del pane dell'immigrato e quanto la parola immigrazione faccia equazione con immigrazione e diciamo accoglienza, così drammaticamente presente anche ai nostri giorni. Ecco che questo monumento costituisce realizzazione vivibile e palpabile che veste di memoria il futuro, quale tangibile e migliore testimonianza di un popolo nel mondo che spesso nell'anonimato è stato mattone edificante dei valori dell'origine. Un'origine spalmata nel mondo che non è mai stata cancellata dalla loro mente e dai loro cuori, che è stata conservata dura come un sasso con la parola Codogné, per loro dolce e unica, che è rimasta piantata nell'anima come un chiodo fisso di amore ed emozione. Questo monumento è un omaggio speciale, è un contributo alla storia, dovuto ai compaesani che abitano il mondo, onorando il Veneto,
è l'Italia, è Treviso, è la loro indimenticabile Codogné, che a sua volta non li ha dimenticati in maniera tangibile e perenne. Grazie.